Grazie Paola. Beh, intanto ti ringrazio per questo graditissimo invito, che è gradito per tante ragioni. Innanzitutto sono nato a Udine, a poche strade da qui, e quindi sono contento di venire a parlare qua. Ho parlato poche volte a Udine. Poi mi piace molto l'impronta che stai dando a questo museo, che veramente non è l'idea che abbiamo noi dei musei ammuffiti con 4 fossili, che io ho la passione dei fossili, e la lucina fioca, eccetera, ma è una cosa dinamica che stimola la popolazione a capire che cosa sta accadendo adesso nel mondo alla luce di tutto quello che si conosce e di tutto quello che le scienze naturali hanno contribuito a comprendere nel corso dei secoli. Insomma, per cui è bello essere qui e ti ringrazio. Comincerei cercando appunto di... ho guardato come il traduttore, ogni tanto ci sono frasi intere che vengono perfette, poi ogni tanto ci saranno gli strafalcioni quando mangio le parole. Allora, gli argomenti della serata sono 3, sono che cosa sta succedendo, come ci siamo arrivati e che cosa possiamo fare o perlomeno non fare, che sarebbe già importante occuparci del non fare. Allora, quando si parla di cambiamenti climatici, comincio con una battuta che riguarda i roghi e la lotta alle streghe che hanno accompagnato alcuni secoli molto bui della nostra storia e che sono culminati, tra l'altro, qua in Friuli alla fine del Seicento con il fatto di Menocchio, che credo sia stato l'ultimo da queste parti a finire sul rogo, perché uno studioso di paleoclima tedesco ha trovato che i roghi erano più frequenti nei periodi più freddi e più difficili da prevedere della cosiddetta piccola età del ghiaccio, che poi vi dirò che cosa è stata tra il 1350 e il 1800, e quindi avvenivano fatti inesplicabili tipo grandinate enormi, anni senza estate, inverni in cui marcivano i raccolti. Non c'era una spiegazione scientifica e si dava la colpa alle streghe, per cui una parte dei roghi non è solo per dispute strettamente teologiche, ma è anche per l'incapacità di spiegare il cambiamento climatico che era in atto. Allora, la temperatura globale del pianeta si sta alzando, questo grafico non è nemmeno aggiornato al 23, ma è sufficiente a farvi vedere che c'è un innalzamento dagli anni 20, una stasi negli anni 70, poi dagli anni 80, c'è un aumento costante con le variazioni interannuali, ma non è che a ogni minima diminuzione di mezzo grado qualcuno si possa alzare e dire che il cambiamento globale non sia in atto. La Terra è un sistema complesso, come avrò modo di dire dopo. Quello che è paradossale è che questa curva è diventata così decisa dopo che erano usciti i libri fondamentali, in Italia I limiti dello sviluppo, quello animato da Aurelio Peccei e dal Club di Roma, che è del 72, che aveva già spiegato tutto. Quindi questo innalzamento è ancora più grave perché noi dagli anni 70 abbiamo tutte le basi teoriche e siamo in grado di capire che cosa è in atto, eppure non riusciamo ad agire. Se facciamo dei modelli climatici, cosa di cui io non sono esperto, io studio il clima dal punto di vista del paleoclima, quindi sono più esperto del clima del passato, perché sono geologo, e in particolare degli ultimi milioni di anni, del periodo che si chiama quaternario, delle ultime glaciazioni, di cui non parlerò in dettaglio oggi, però è giusto per dirvi che ognuno di noi ha un background specifico. Ma quello che è importante del grafico a sinistra è che in nero vedete l'innalzamento delle temperature che avete visto nella slide precedente. Poi ci sono 2 tipi di modelli climatici, uno che cerca di riprodurre l'innalzamento delle temperature in nero basandosi solo su fattori naturali, ed è la curva verde, che va via piatta, non riesce a cogliere l'innalzamento delle temperature, non riesce matematicamente a riprodurlo. E poi c'è la curva rossa, dove invece si tiene conto dell'aumento di gas serra legati ai combustibili fossili e quindi alle attività umane. Noi siamo a 426 parti per milione di CO2 adesso, e tenendo conto di questi fattori si vede che il modello riproduce perfettamente l'innalzamento di temperatura in atto. L'altra cosa a cui accennava anche la direttrice del museo prima è che il riscaldamento globale non si distribuisce in modo uniforme su tutto il pianeta. Questo perché il grosso delle terre emerse è nell'emisfero settentrionale
e noi vediamo che il massimo del riscaldamento colpisce la regione artica. Per ora vi lascio questa immagine senza andare in ulteriori dettagli perché tornerò all'Artico e alle sue cosiddette amplificazioni a metà della mia presentazione. Poi un'altra cosa importante da dire come introduzione è che l'innalzamento di temperatura non si distribuisce in modo omogeneo tra terra e oceano, e che l'oceano è quello della curva blu che assorbe molto più calore ma è molto più lento e quindi si riscalda molto meno di quanto si riscaldi la Terra. Quindi se la Terra non avesse l'oceano, la temperatura oggi non sarebbe il grado 2 a cui siamo, ma sarebbe molto di più. Infatti la Terra da sola oggi fa quasi 1,6 gradi di innalzamento di temperatura. Quindi tenete a mente questo disaccoppiamento tra terra emersa e oceano, e poi metterò l'altro ingrediente che sono i ghiacci, la cosiddetta criosfera. Nella mappa in basso a destra vedete che è l'innalzamento di temperatura dagli anni 80, quindi è coerente con quella curva che comincia a salire molto ripidamente e che vi mostravo all'inizio. E vedete anche lì è massimo nella zona dell'Artico. Poi c'è da dire cosa è successo l'anno scorso. Il 2023 è un anno che può rappresentare per molti un salto significativo rispetto alle medie dei decenni precedenti. Questo diagramma fa vedere, mi è saltata mi scuso la citazione, ma se chi è interessato la do dopo. I decenni più antichi sono le curve, ogni anno è rappresentato, però di 10 anni in 10 anni i grigi diventano più scuri, venendo verso di noi. Quindi il grigio più scuro è il decennio che si chiude col 22 e in rosso c'è il 23. Vedete che qualunque pannello guardate, che sia l'estensione dei ghiacci, diminuisce drasticamente nel 23, che sia la temperatura dell'Oceano Atlantico o dell'Oceano globale, che aumenta drasticamente nel 23, il 2023 è un anno di un salto che ci deve far pensare, perché vi parlerò dei tipping points, cioè dei momenti in cui ci sono questi salti irreversibili del sistema climatico, e è possibile che siamo all'inizio di uno di questi. Poi, sempre a livello introduttivo, c'è il tema che io chiamo delitto e castigo, per fare la citazione, ma della cosiddetta giustizia climatica. In questa mappa vedete nei toni più scuri del rosso i paesi che pagano il prezzo più alto del riscaldamento globale. Quindi vedete a colpo d'occhio che non sono gli emettitori di CO2 e di CH4 quelli che pagano il prezzo più alto. E per rendere la cosa ancora più chiara, questa mappa fa vedere più ciccioni i paesi che danno il massimo impatto, quindi gli Stati Uniti innanzitutto. L'Europa cerca di comportarsi meglio, adesso vediamo dopo queste elezioni se continuerà sulla decarbonizzazione, spero di sì, ma non ne ho la certezza. Vedete gli altri paesi che si affermano, sicuramente l'Africa che dà un contributo minimo, ma come vedevate prima è quella che paga il prezzo più alto. Torniamo all'oceano. L'oceano si scalda meno della Terra ma assorbe molto di più, quindi l'oceano è un nostro grande alleato. L'oceano assorbe CO2, senza la sua capacità di assorbire CO2 noi oggi avremmo 600 parti per milione invece di 426. E quindi avremo una temperatura a 4 gradi più alta di quella che abbiamo oggi. E quindi è finché può un nostro alleato, però nell'assorbire CO2 si acidifica e quindi al prossimo 0,1 di pH che avverrà entro il 2050 ci sarà un aumento del 25% di acidità che porterà allo sterminio di tutte le barriere coralline. Quindi questo aiuto che l'oceano ci dà è comunque legato ad un prezzo molto alto che il pianeta paga. E poi oltre ad assorbire CO2 assorbe proprio il 93% dell'aumento di calore e lo fa con dei giochi di stratificazione delle acque, per cui scalda il primo chilometro, poi trasferisce calore nella parte sotto, però questo cambia la biologia e ha tutta un'altra serie di effetti. Sarebbe meglio che non succedesse, però ci aiuta a differire gli effetti del riscaldamento globale. Poi ci sono dei numeri piccoli in questo grafico che sono quanto
questo aumento di temperatura incide sui ghiacci, cioè quanto i ghiacci assorbono di calore. Vedete che sono dei decimali in confronto all'oceano, però questi piccoli numeri hanno completamente destabilizzato la criosfera. Non è che un numero piccolo non abbia effetti, come vedrete dopo, però è per darvi un'idea delle proporzioni. L'altra cosa da dire è che fino agli accordi di Parigi del 2015 non si teneva conto dell'oceano nelle previsioni, quindi è entrato, pur avendo questo ruolo importantissimo, è entrato nelle nostre considerazioni 10 anni fa praticamente, quindi anche questo è da tenere presente. Arriviamo al Mediterraneo, allora avete visto già un hotspot del cambiamento climatico, cioè una zona che si scalda più della media del pianeta, ed era tutto quel rosso nell'Artico di cui vedevate nelle prime slide e di cui parlerò diffusamente dopo. Ma un più piccolo hotspot che ha meno conseguenze sul resto del pianeta ma le ha su di noi è l'area mediterranea, perché se guardate queste due curve, quella verde è il riscaldamento globale, quella blu è il riscaldamento del Mediterraneo. Vedete che siamo nettamente più rapidi della media del pianeta. E questo ha una serie di conseguenze sull'intensificazione degli eventi. Noi siamo già quasi a 1,6 gradi, quindi siamo già sopra gli accordi di Parigi, per intendersi. E si parla con molta leggerezza di arrivare a un riscaldamento globale di 2 gradi. No? Ormai tutti danno per scontato, ormai se non è 1,5 sarà 2, cosa vuoi che sia. Ma pensate che tra l'ultima glaciazione e oggi ci sono 5 gradi di differenza, cioè a livello globale non è che sono 15 o 20, insomma sono pochi gradi. Quindi questo mezzo grado non è da trattare così con superficialità, e comunque avrebbe come effetto un aumento a 3 gradi medi di tutta l'area mediterranea, quindi altro che la giornata di oggi. Insomma. Questo è il meccanismo col quale il Mediterraneo scambia acqua con l'Atlantico. Se Gibilterra fosse chiusa, in un 1000-2000 anni il Mediterraneo diventerebbe un deserto di sale, perché l'acqua che riceve dalle precipitazioni e da tutti i fiumi, compreso il Nilo, che arrivano in Mediterraneo, non è sufficiente a controbilanciare l'evaporazione. Questo è successo circa 6 milioni di anni fa, per circa 270.000 anni, nella crisi di salinità del Messiniano, che noi geologi adoriamo e che ha formato i gessi con i quali sono fatti le basi delle torri di Bologna, per intendersi. Lungo tutto l'Appennino si vedono questi gessi molto belli. E quindi è per dirvi che il Mediterraneo di per sé è un sistema molto delicato e dipendente da che cosa entra e cosa esce dall'Atlantico in questa circolazione cosiddetta antiestuarina. Questo fa vedere che il massimo dell'evaporazione avviene nella zona che va da Rodi a Creta a Cipro, e il nome è bacino di concentrazione perché riceve acque meno salate dall'Atlantico e restituisce acque molto salate all'Atlantico. Quindi cosa implica il riscaldamento climatico in generale nella nostra area? Implica una riduzione delle precipitazioni, però l'acqua che veniva giù una volta distribuita lungo un anno, adesso ce la becchiamo in pochissimi eventi traumatici, con effetti sull'economia e sull'agricoltura, eccetera, perché non la riusciamo a trattenere, e con effetti devastanti, come chiunque ormai sta esperendo, e gli eventi ogni anno. Noi sappiamo che eventi come quello del Misa di 2 anni fa, quello della Romagna di 1 anno fa, di Genova di qualche anno fa, avverranno. Questo è predicibile. Non è predicibile dove, perché c'è una enorme complessità nel come si formano queste celle autorigeneranti, eccetera. Però i segnali la natura ce li ha dati. Insomma, se noi non facciamo un'operazione di mitigazione, questi eventi sono come una roulette russa. Insomma, oggi il colpo esplode là, domani esplode qua. Quindi questa è una cosa importante da tenere presente. 1 grado di temperatura in più è il 7% in più di umidità nell'aria, e quindi l'energia cinetica che alimenta questo tipo di eventi estremi di precipitazione. In generale stiamo passando da un'area mediterranea dominata dall'anticiclone delle Azzorre, quello che vedete a sinistra, ad un'area dominata dagli anticicloni africani.
questo è per come si spostano le celle di circolazione sopra di noi, ma quello che è importante è che noi stiamo uscendo dal periodo in cui si è creata la civiltà, e noi siamo stati una delle culle della civiltà, come anche questo museo autorevolmente testimonia. E quindi gli eventi che andavano fuori da quella variazione media che è stata sempre all'intorno di 1 grado per 10.000 anni sono gli eventi narrati in tutta la nostra letteratura, sono stati tematizzati, sono state cose grosse. Ma nell'insieme noi potevamo prevedere, potevamo trasportare le sementi e dire dove metterle, quali erano adatte in un posto, in un altro, prevedere le precipitazioni, i raccolti, e questo aspetto noi non ce l'avremo più nel clima verso il quale rischiamo di andare. Insomma, questa è la cosa più importante da tenere presente di questa parte introduttiva, e quindi crolleranno gli interessi consolidati che ci sono adesso e dovremo pensare diversamente anche all'economia. E un aspetto fondamentale di cui si parla sempre troppo poco è l'innalzamento del livello del mare. Insomma, noi udinesi siamo attratti a Venezia, io a Venezia ci ho vissuto, ho la passione, allora è facile mettere questo tipo di diapositive legate agli eventi delle acque alte, ma c'è un tema generale di aumento che non è solo legato alla marea di quel giorno o al minimo barico che si è spostato su Venezia. E l'innalzamento del livello globale dei mari è condizionato da 2 fattori. Uno, la fusione dei ghiacci, che oggi stanno in Groenlandia e in Antartide. E poi parleremo del ghiaccio marino in Artico, che galleggia come un turacciolo e che quando si sta fondendo, ma non ha un effetto sul livello globale perché è già in acqua, diciamo. Quindi il ghiaccio che conta in questo caso è quello che si fonde dai continenti e torna in oceano. Nell'ultima glaciazione, quando i duomi di ghiaccio erano molti di più su tutta Fennoscandia, il mare di Barents e tutto il Nord America, il livello globale del mare era più basso di 130 metri e quindi la linea di riva dell'Adriatico andava da Pescara a Sebenico ed eravamo un'enorme Padania fino a Pescara, insomma. Quindi questi ghiacci. L'altro fattore è appunto che il nostro alleato oceano, che assorbe tanto calore, nell'assorbire calore si dilata perché un fluido che si scalda aumenta di volume, e questa è la cosiddetta componente sterica o termosterica. Cosa mostra questa curva? Mostra l'innalzamento del livello del mare, ma soprattutto che l'innalzamento del mare, che è stato di una ventina di centimetri dal 1900 al 2000, diciamo, negli ultimi decenni è aumentato, e da un tasso di 1,7 mm, oggi siamo a 4,8 mm e stiamo ancora aumentando. E si fa sempre fatica a spiegare questo concetto di accelerazione, ma questo è veramente la cosa da temere. E quindi le conseguenze adesso le vediamo. Queste sono le masse di ghiaccio che vi dicevo, le due più instabili. La Groenlandia è un morto che cammina, nel giro di 500-700 anni i 3 chilometri di ghiaccio saranno scomparsi e il suo equivalente sono 7 metri di livello del mare globale. E se la passa male anche l'Antartide occidentale, per ragioni che se uno mi fa domande le spiego, ma non vado nel dettaglio. L'Antartide orientale, che ha 26 milioni di chilometri cubi, comincia, e che è ancorato sopra il livello del mare, che abbiamo sempre considerato stabile in tutti i modelli, comincia a dare segnali di destabilizzazione anche quello. Questa qui è una mappa qualitativa che però fa vedere, se noi aumentiamo di 6 metri il livello del mare da noi, di che cosa stiamo parlando, cioè della parte che noi perdiamo. È importante avere questo tipo di scenario, perché i politici, ma anche gli scienziati che devono spiegare, ma anche le popolazioni che devono capire, si troveranno davanti. Allora, la decisione stupida è dire, beh, facciamo un muro, la soluzione ingegneristica spicciola, no? Ma uno non ha il calcestruzzo per fare un muro così grande. In ogni caso i muri, ad un certo punto, quando il livello del mare continua a salire, vengono superati di colpo, e quindi sono una soluzione temporanea. Qualunque soluzione rigida è temporanea. Bisogna trovare soluzioni dinamiche. Le soluzioni dinamiche vanno concordate e si basano sul principio che dovremo rinunciare a enormi pezzi di terra per salvarne altri, su base di interessi economici, di interessi storico-culturali, di quello che è.
ma non c'è sabbia e non c'è soluzione per combattere l'innalzamento del mare su una zona così. Estrapolate questo a tutto il mondo, è molto significativo. L'altra diapositiva fa vedere se si fondessero tutti i ghiacci continentali, sarebbero 75 metri, quindi con anche sconvolgimenti politici, perché chi si appella alla Padania dovrà trovare un'altra cosa a cui fare riferimento. Questo non è all'ordine del giorno, non voglio fare terrorismo, ma è per darvi un'idea dei volumi che sono in gioco. Quindi è un esercizio mentalmente utile, ma il primo che vi ho fatto vedere è una cosa in cui i nostri figli e i nostri nipoti avranno a che fare. Quindi prima la prendiamo in considerazione, più troveremo soluzioni eque per tutti. Questo vedete quindi in blu sempre la zona pericolosa, e dal report dell'IPCC vi riporto solo quella cosa cerchiata in basso, qui, che è lo scenario di innalzamento del livello del mare al 2300. Uno diceva il 2300, cosa vuoi che sia? Il 2300 è molto vicino, insomma, anche rispetto ai 10.000 anni della storia dell'uomo moderno, dalla rivoluzione agricola in poi, insomma, sono meno di 300 anni. E quindi quei 3,20 metri che vedete lì sono concordati da tutto il mondo scientifico, cioè questo è proprio il minimo. Se non ci sono salti drastici ulteriori, questi 3,20 ce li abbiamo già col riscaldamento che c'è stato oggi. La colonna in rosa che vedete vicino è l'innalzamento a livello del mare, che non oso neanche leggere il numero, se noi continuiamo business as usual come stiamo facendo adesso. Questa business as usual non so come l'ha scritta. Quindi questi due numeroni sono da tenere presente nella prospettiva, perché ci devono spingere ad agire, insomma. Poi c'è una cosa interessante che stiamo facendo. Siccome noi, la nostra specie è intelligentissima e procede per soluzioni tecniche, e sulle singole soluzioni tecniche siamo super, ci manca a volte la visione d'insieme, diciamo, cioè l'approccio olistico non è proprio quello di questi ultimi decenni. E allora succede che noi stiamo spostando gran parte, c'è un libro bellissimo di Geoffrey West che si intitola Scale, e che fa vedere come la popolazione è incentivata economicamente ad andare in megacittà. Qui noi ci stiamo trasferendo a un tasso di 1,5 milioni di persone alla settimana verso città che nel 2050 avranno più di 20 milioni di abitanti e assorbiranno il 75% della popolazione mondiale. Queste città, purtroppo, questa non è una dinamica europea che siamo vecchi, cioè, ma è una dinamica mondiale, soprattutto asiatica, e qui vedete i pallini di tutte queste mega città in costruzione, quasi tutte sono in spiaggia. Quindi noi ci stiamo legando una corda intorno al collo, andiamo a fare le città nelle zone che verranno inondate dall'innalzamento del livello del mare che noi stessi stiamo provocando. E lo stiamo facendo adesso, non è che dobbiamo salvare Ravenna e Venezia, che hanno una storia e siamo tutti legati al patrimonio culturale. Stiamo costruendo le Ravenne e Venezia molto più brutte di oggi in spiaggia. E questa è una cosa che deve far pensare su come l'umanità decide. In più, se leggete questo libro, che nel frattempo è stato anche tradotto, vabbè, comunque la traduzione è immediata, questo è un giornalista, un libro divulgativo molto bello, molto divertente, su una cosa che probabilmente non avete presente come argomento, ma per costruire città, per costruire i vetri delle finestre, per costruire i cavi della fibra ottica che va in giro per il mondo e porta le informazioni sotto gli oceani, e per un sacco di altre cose serve sabbia. E in poche parole la sabbia non c'è più, cioè è già finita oggi, stiamo raschiando il fondo del barile. La sabbia è quella che serve anche nella zona blu che facevo vedere prima per combattere l'innalzamento del livello del mare, perché se uno lo vuole fare in modo dinamico deve fare i cosiddetti ripascimenti, andare a prendere sabbia a 100 metri, a 50 metri di profondità in Adriatico, delle vecchie spiagge del periodo glaciale, metterla sulla costa e tamponare il problema per un po'. Ma quella che avevamo in Adriatico l'abbiamo finita, noi l'abbiamo scoperta negli anni 90 e tirerà avanti ancora un decennio. Quindi voglio darvi questa dimensione dinamica, no? Noi pensiamo sempre a risorse infinite, ma è un modo sbagliato di ragionare. Siamo su un pianeta finito, limitato. Come ci siamo arrivati?
Allora, questa slide è la più paleo che ho messo oggi e ha dei trucchi del mestiere che vi devo dire, perché vedete la base qua sotto, no? Questo è un grafico delle temperature nel tempo, però lungo questo asse il tempo è rappresentato con intervalli di dimensioni estremamente diverse tra loro. Cioè è molto dettagliato dall'ultimo glaciale al periodo di stabilità che vi dicevo degli ultimi 10.000 anni ad oggi, e vedete che sono solo 20.000 anni. Il periodo delle glaciazioni dell'epoca quaternaria è compresso qui, e vedete che è 1 milione di anni. Poi abbiamo tutto il cosiddetto Pliocene, che in generale va verso un raffreddamento, che sono 5 milioni di anni. Poi qui abbiamo 100 milioni di anni compressi, e arriviamo all'ottimo climatico dell'Eocene, dove, come anche nel Precambriano, avevamo temperature di una quindicina di gradi maggiori di oggi. Allora ci sono i detrattori, quelli che dicono ma la temperatura della Terra è sempre cambiata, l'uomo non c'entra. No, la temperatura della Terra è sempre cambiata perché la Terra è un sistema estremamente complesso, che ne fa di tutti i colori. L'uomo è nato in un periodo molto particolare della storia della Terra, che è questo qui. E non sarebbe in grado di vivere se torniamo in situazioni come questa, e probabilmente non sarebbe in grado di vivere neanche nel mezzo ma ce la farebbe di più nel mezzo di una glaciazione, con le varie tecnologie sviluppate, che non nei supercaldi che la Terra ha attraversato. Quindi il fatto che la Terra abbia avuto tanti cambiamenti climatici non è un motivo per dire l'uomo non c'entra. Non è che, perché sennò il presupposto è che la Terra è stata sempre a temperatura costante e abbiamo iniziato a cambiarla noi. Noi perturbiamo un sistema che ha una dinamica molto complessa. Questo è molto importante che ci capiamo su questo punto. Quindi adesso andiamo a espandere la parte recente della storia, e qui vediamo che questo periodo dall'ultima glaciazione, che è fatta di tanti periodi caldi e freddi, tante instabilità e tante difficoltà, gli uomini che vivevano in tutto questo periodo e che hanno migrato per tutta la Terra sfruttando ogni momento favorevole, si stima che fossero circa 250.000, cioè circa 250.000 sapiens, che sono sopravvissuti attraverso queste terribili vicissitudini climatiche, inventando il fuoco, tutte le varie tecnologie, eccetera. E poi sono arrivati in questo periodo fortunato che all'istante hanno iniziato a sfruttare con l'agricoltura, le città, il linguaggio, la scrittura e tutto quello che è avvenuto dopo, le società complesse. Andiamo a ingrandire il periodo di stabilità, e qui vediamo che quello che vi ho descritto fino ad ora come periodo di stabilità ha tutte le sue piccole oscillazioni, una delle quali è la piccola età del ghiaccio, cioè questo periodo freddo che va dal 1350 al 1800, alla fine del quale inizia il riscaldamento antropico. Quindi qui i due riscaldamenti si sommano. Per un periodo molti detrattori dell'effetto dell'uomo dicevano no, è un riscaldamento naturale, ma è la somma di due cose. Per dire come questo periodo freddo ha influito sulla storia potrei mettere i quadri dei pattinatori di Bruegel, ma oggi ho scelto i violini Stradivari. Non so se sapete la storia, c'è una branca della scienza del paleoclima che si chiama dendrocronologia. Si segano a metà degli alberi fossili e si contano gli anelli. Poi si fanno gli studi isotopici sulla composizione degli anelli, e gli anelli in genere, se voi avete mai visto un albero segato di qualunque specie, sono sostanzialmente bianchi e neri, chiari e scuri. La parte chiara, spugnosa, è l'estate, la parte scura è l'inverno. Stradivari ha fatto i migliori violini del mondo con gli alberi di Paneveggio, e Guarnieri, un po' più giovane, provava a copiarlo, non ci riusciva perché era un periodo successivo. Quegli alberi erano nati alla fine del Seicento, in uno dei minimi di temperatura, il minimo di Maunder, cosiddetto, in cui gli anni erano anni senza estate, per cui gli anelli erano solo anelli scuri, non c'era la parte spugnosa, c'era una compattezza del legno che non ha mai trovato equivalenti in nessun'altra cosa. Quindi Stradivari è stato fortunato che, costruendo, a parte la sua bravura, insomma, ha avuto un materiale irripetibile a disposizione. Così è un aneddoto per dire come il clima ci influenza in ogni aspetto, anche più nascosto. Allora, richiamando il discorso delle glaciazioni che si sono successe, questi sono i periodi glaciali, questi sono i brevi interglaciali come il nostro, in una scala di circa 500.000 di anni.
vedete che nessun interglaciale è mai andato oltre 300 parti per milione di CO2, questo lo sappiamo studiando le bolle d'aria nelle carote di ghiaccio in Antartide, e oggi le bolle d'aria ci direbbero non abbiamo bisogno delle bolle d'aria perché misuriamo in tutto il mondo il contenuto di CO2, a partire da Mauna Loa, dove Keeling è stato il primo scienziato a fare questi studi, siamo a 426 parti. Questo aumento non ha equivalenti come concentrazione assoluta di CO2, gas a effetto serra, e come rapidità di immissione della CO2 in atmosfera, perché ci abbiamo messo veramente pochi decenni. Quindi questo è come l'impatto antropico si sovrappone su quella seghettatura di variazioni che è la complessità di cui è capace il sistema Terra. Quindi questa è la CO2 che immettiamo, sopra in grigio quella che arriva dalle emissioni legate al petrolio, sostanzialmente anche al carbone che c'è ancora, ma una componente importante, questa in marroncino, che sono le variazioni di uso del suolo. L'uso del suolo è un altro nostro alleato, come l'oceano, perché cattura CO2, ma se noi distruggiamo suolo per impermeabilizzare, fare parcheggi, fare asfalto, eccetera, andiamo a picchiare uno dei nostri migliori alleati. Quindi invece che diventare un assorbitore di CO2 diventa un emettitore. Quindi del suolo fanno parte ovviamente le foreste, ma oltre alle foreste c'è proprio anche il suolo con l'erba, cioè noi dobbiamo salvare suolo in tutte le sue forme, anche per il ciclo idrologico. E sotto ci sono dove va a finire questa CO2, quindi vedete assorbita nelle terre emerse, immagazzinata in atmosfera, che è quella che contribuisce al riscaldamento, o immagazzinata nell'oceano finché l'oceano riesce ancora a trattenerla. Questa diapositiva riguarda, è un po' complessa, riguarda gli scenari di stabilità. Significa che vi richiamo la cosa delle glaciazioni e la perturbazione che stiamo facendo. In pratica, durante tutte le glaciazioni dell'ultimo milione di anni, la Terra era come una pallina che oscillava qui dentro. Quindi attraversava un glaciale, usciva in un periodo caldo interglaciale per circa 10.000 anni, poi ricadeva nel periodo freddo per circa 100.000 anni, poi tornava fuori, dentro, fuori, così. Da quando è intervenuto l'uomo ha portato la pallina verso di noi e rischia di portarla in questa buca qui, che è una buca di terra super calda, dove noi stessi avremo problemi a sopravvivere. Quindi il tema di oggi è se riusciamo a farle fare una deviazione, perché ormai gli scienziati dicono che è impossibile che la Terra ricada nel vecchio gioco dei glaciali interglaciali, bisogna solo mitigare il fatto che non caschi nella buca più calda e vada in una zona di stabilizzazione precaria che starà sulla sponda di questa fornace. Questo è un modo qualitativo per dire il problema, ma spero di avervi dato un po' un'idea di che cosa è in gioco. E arrivo ai cosiddetti tipping point, cioè i punti di ribaltamento. I punti di ribaltamento sono gli elementi irreversibili del cambiamento climatico. La Terra è un sistema complesso, è fatto di tanti sottosistemi, complessi anche loro, ognuno può cambiare di polarità, diciamo, può cambiare di stato. È un po' come se io avessi qua una bottiglia piena d'acqua, mi cade e si rompe. Non c'è un processo fisico che faccia tornare la bottiglia qui con l'acqua dentro tutta intera, cioè una volta rotta è rotta, si va in un altro sistema. Quindi vedete che questi punti sono un certo numero e non ve li dico in modo dettagliatissimo, però molti di questi riguardano la zona polare artica, su cui metto più enfasi. Uno è l'Amazzonia, insomma ce ne sono tanti che avete presente anche dalla lettura dei giornali, però mi concentro più di quelli che hanno a che fare col ghiaccio, perché il grosso della partita, la partita del ghiaccio per noi che viviamo in Mediterraneo è un po' come una partita fuori casa, no? Cioè uno va a giocare in Artico e perde, però la conseguenza è che poi sta peggio qui, cioè quindi anche se è una partita lontana, è una partita che ci riguarda immediatamente, insomma. E quindi la partita dell'Artico è fatta della fusione del permafrost, che è il suolo che è stato fino ad oggi permanentemente ghiacciato, la fusione del ghiaccio marino e la fusione della Groenlandia. E poi c'è la perdita di potenza della jet stream.
Quindi questi punti sono punti irreversibili, come dicevo prima, e si possono influenzare tra di loro avendo degli effetti a cascata. Quindi se ne destabilizza uno, causa un riscaldamento che ne destabilizza un altro. Quindi bisogna essere preoccupati, e qua parliamo il Resilience Center di Stoccolma, che è il gruppo di scienziati più bravo in questo campo, e l'Università di Exeter in Inghilterra dicono che abbiamo pochi decenni per giocarci questa partita, veramente pochi decenni. Cioè al 2050 i giochi sono fatti. Questo è per dire l'importanza dei poli, però l'ho già detto. Allora, le amplificazioni sono la fusione del permafrost, ve la dico breve, insomma, è che noi abbiamo messo questa quantità, mi scuso che ogni tanto le quantità sono con un'unità o con un'altra, però insomma noi abbiamo messo 240, se si scioglie il permafrost emette 1300, quindi emette 4 volte la CO2, che poi sotto forma di metano, che l'uomo ha immesso dalla rivoluzione industriale. Quindi è un amplificatore micidiale che ci porta a quelle 600 parti per milione di CO2 in atmosfera, quindi un riscaldamento enorme. Quindi questo è già destabilizzato ed è un grosso problema. Questo è come appare il permafrost nella zona costiera dell'Artico, dal lato della Siberia. Noi abbiamo dei colleghi che lavorano con i colleghi russi, ovviamente fino a poco fa, insomma c'è una grande collaborazione per comprendere questo fenomeno, che ovviamente adesso c'è la guerra e nessuno lo sta studiando. Questa è l'estensione del permafrost sul pianeta, cioè è una superficie molto rilevante, insomma, il 20% delle terre emerse. L'altro, retroazione positiva, quindi di ingigantimento dell'effetto dell'uomo, è la fusione del ghiaccio marino. Il ghiaccio marino è un nostro grande alleato, è spesso pochi metri ed è una superficie bianca che in estate riflette il sole che arriva in Artico, perché c'è una legge fisica, e quindi il cosiddetto albedo, per cui la radiazione infrarossa dalla superficie bianca, per il 90, se fosse pulitissima e senza increspature, il 100% del caldo che arriva dal sole verrebbe riflesso nello spazio. Ovviamente ci sono irregolarità, per cui è il 90%, quindi quasi tutto torna nello spazio. Quindi la presenza di ghiaccio marino estivo è un raffreddatore per noi. Il ghiaccio si sta fondendo drammaticamente e quindi al posto di questa superficie bianca c'è una superficie scura che è l'oceano, che assorbe. Il cambio di temperatura è quasi di 8 gradi attraverso questo, perché è un grado tra avere ghiaccio e non averlo, ma tra avere l'assorbimento di temperatura e non averlo sono 8 i gradi. Questa è un'amplificazione veramente da temere. Questa è la spirale della morte, che fa vedere mese per mese quanto a partire dalla fine degli anni 70 al 2016 si è ridotto. Quindi in questi mesi era qui la quantità di 30 milioni di chilometri quadrati di estensione, e qui siamo a 23 milioni di chilometri quadrati. Se prendiamo settembre, che è il mese alla fine del caldo, che è quindi quello quando c'è sempre meno ghiaccio, vedete che la riduzione è ancora più drastica e abbiamo, sì e no, poco più di 5 milioni di chilometri quadrati, quindi nel giro di pochi anni non avremo più il ghiaccio marino. E poi c'è un'altra amplificazione che non so se parte no, non parte, ma insomma c'era un grafico che fa vedere la jet stream. Per chi di voi è andato negli Stati Uniti, quando si torna da Seattle, San Francisco, quella parte lì, si va a prendere la corrente di coda che consente all'aereo di fare circa 150 km all'ora in più e risparmiare carburante. Questa è la jet stream, cioè una specie di giostra che fa il giro intorno all'Artico, ed è tanto più efficace quanto più l'Artico è freddo, cioè più forte la differenza di temperatura, più questa corrente è energetica e corre sempre sullo stesso parallelo, circa a 60 gradi di latitudine nord. Quando l'Artico si scalda, la corrente si indebolisce e fa dei meandri che portano l'aria gelida che arriva a Houston e fa un sacco di neve, o in Florida, eccetera, e c'è sempre qualcuno superficiale che dice ma è pur fatto freddo, era meno 30 a Houston, allora non c'è riscaldamento globale. No, il bilancio di un effetto di questo è ulteriore riscaldamento, semplicemente è entrata aria calda in Artico ed è uscita aria fredda per un po',
ma non è un bel segnale, insomma, anche se poi uno ha il disagio del freddo per qualche settimana. E poi c'è l'ingresso dell'acqua atlantica e l'atlantificazione dell'Artico, con anche un ulteriore effetto di riscaldamento, ma anche di cambiamento di tutte le specie. Voi sapete che gli orsi senza ghiaccio marino non ci saranno più e non troveranno neanche la fauna da mangiare nell'acqua atlantica rispetto all'acqua artica. E sono alla terza parte. Ce la facciamo o sono andato lungo? No. E quindi su che cosa possiamo fare? Allora, questo è importante, sono il concetto dei limiti planetari, che sono 9, non ve li descrivo in ogni dettaglio, ma li potete cercare e trovare, sono tradotti anche in italiano. Ho messo qualche citazione nelle slide dopo che potete prendere. C'è un libro bellissimo di Butera che spiega molto bene, è un professore del Politecnico di Milano, ha scritto veramente bene. Il punto è, noi ci siamo occupati di un limite planetario nella conferenza di questa sera, che è quello dei cambiamenti climatici, che vedete qui dentro, ma in realtà, questo lo dico per chi volesse essere attratto dal negazionismo, no? Dire ma no, ma la Terra è sempre cambiata di temperatura, l'uomo non c'entra. L'uomo c'entra e come, non solo per i motivi che vi ho detto prima, ma anche perché sta mettendo a soqquadro tutti gli altri limiti planetari. E vedete per esempio che è proprio completamente fuori la biodiversità, tant'è vero che stiamo parlando di sesta estinzione, cioè la velocità con cui si estinguono specie è simile a quella che c'è stata 60 milioni di anni fa, quando l'asteroide ha colpito la Terra e ucciso i dinosauri, gli ammoniti, eccetera, o nel Permiano, quando ci sono state le grandi esplosioni vulcaniche che hanno cambiato tutto il chimismo dell'atmosfera. Quindi le estinzioni di massa sono state 5, questa è la prima estinzione che avviene a causa di una sola specie e non di un moto endogeno o di un evento planetario. Insomma, questo è un altro punto da tenere presente. Poi abbiamo cambiato il ciclo dell'acqua, il ciclo del suolo, e i cicli biogeochimici che sono legati al metodo Haber-Bosch per produrre di più in agricoltura, basati su azoto e fosforo, e la zootecnia industriale. Tutto questo ci porta a questi supernutrienti in mare. Nelle zone che li ricevono si creano le zone morte, perché tutti questi nutrienti vengono mangiati subito dalle alghe, che però consumano tutto l'ossigeno che c'è, e per le specie tipo i pesci o quelle più complesse non c'è più la possibilità di vita. Quindi questi è tutta la complessità della partita, insomma, per dire che siamo proprio noi la causa. E tornando ai riscaldamenti globali, c'è la necessità di ridurre le emissioni, quindi noi abbiamo due strade che non sono alternative, ma le dobbiamo percorrere entrambe. Una è ridurre drasticamente le emissioni, che significa cambiare tutta l'economia, ed è difficilissimo perché ognuno di noi ha le sue inerzie, a partire da chi vi parla, i suoi vizi, la macchina, eccetera. Però sappiamo che così andiamo anche a sbattere. Andiamo a sbattere noi, i nostri figli, i nostri nipoti e tutte le altre specie. Quindi dobbiamo anche attivarci con un minimo di responsabilizzazione tutti quanti. Poi l'altra cosa, quindi dobbiamo ridurre le emissioni, l'altra cosa dobbiamo aumentare la cattura. La cattura di CO2 e di metano la si può fare in modo biologico, con il suolo, con le foreste, afforestando, piantando alberi, eccetera, oppure con l'ingegneria, riuscendo a concentrare o prendendo emissioni di grandissime fabbriche dove la CO2 è molto concentrata, la si prende alla fonte, la si cerca di comprimere e sparare in vecchi reservoir dai quali è stato estratto il metano o il petrolio, e li si usa per catturare CO2. Ci sono grandissime difficoltà, nessuno ha ancora trovato la soluzione, perché un conto è dirlo, di sicuro non si può prendere l'aria e partire da 420 parti per milione e concentrare la CO2, perché farebbe ridere, insomma. Bisogna prenderla da dove la CO2 esce, dai nostri sistemi produttivi, però bisogna avere anche un reservoir vicino da riempire a 3 km di profondità, farlo in sicurezza, insomma non è banale, però si sta studiando questo.
Un altro modo di catturare è giocare sulle alterazioni chimiche di alcune rocce particolari come i basalti, le peridotiti, le cosiddette rocce ultramafiche, che a contatto con la CO2 e il metano si acidificano e fanno un nuovo tipo di cemento. Si potrebbe costruire con quel cemento lì invece che distruggendo i fiumi, andando a prendere ancora sabbia e ghiaia. Però insomma le soluzioni ingegneristiche dilazionano il problema per un po', non sono la soluzione finale, ma in questo momento qualunque arma è buona. Io non sono nemmeno contrario al nucleare, sono contrarissimo al nucleare in Italia perché è una zona sismica, non sappiamo gestire le scorie del brevissimo periodo nucleare che abbiamo avuto, nemmeno quelle degli ospedali. E poi abbiamo la mafia in questo paese che ci farebbe le centrali in cartongesso e non mi fido insomma, di questo. Però a livello di un paniere energetico europeo, se i paesi del nord che sono così affascinati dal nucleare, tipo la Svezia e la Finlandia, e vivono in rocce che hanno 1,5 miliardi di anni, non hanno terremoti, usano delle gallerie a 400 metri di profondità per mettere le scorie, tipo il caso di Olkiluoto in Finlandia, anche il nucleare fatto bene ritarda il problema. In questo momento il problema principale è troppa CO2 in atmosfera, quindi questo è il nemico col quale dobbiamo focalizzarci. Lo dico per usare un pensiero un po' critico e per sicuramente stimolare un po' di discussione. No? Bisogna vedere adesso l'Europa cosa farà. E avviandomi verso la fine, volevo citare questo libro di Guillaume Pitron sulla cosiddetta guerra dei metalli rari, perché quello che noi dobbiamo in realtà superare è questa logica estrattiva, no? Secondo la quale il pianeta, quelli che hanno la mia età, di sicuro da queste parti hanno fatto le elementari tipo alle 4 novembre, eccetera, e il maestro diceva la mucca ci dà il latte, la pelle per fare le scarpe, la carne, cioè io vedo questa mucca, no? Che ci dà le cose, dico, sarà d'accordo la mucca a darci tutta questa roba, no? E la regione ci dà le castagne in autunno, il grano in maggio, eccetera. No? E questo fatto, noi siamo il centro del mondo e qualcuno ci dà le cose e noi siamo sempre posti e ne abbiamo sempre. Non è esattamente così, no? Anche se alle elementari va benissimo spiegarla così per un po', insomma. E quindi noi ci siamo cavata e abbiamo fatto il secolo dei lumi con tutta la bellissima letteratura francese, sostanzialmente a spese delle balene e del grasso di balena. Sono state estinte non solo specie, ma interi generi di balena. Io non ho il numero, non me lo sono rinfrescato, ma credo che sono veramente milioni le balene che sono state uccise nel Settecento. Dopodiché siamo passati al carbone, molto meglio che uccidere balene, però il carbone emetteva molta più CO2 di quanta ne emetta il petrolio, allora molto meglio il petrolio del carbone. Ogni paese è stato un leader, no? Diciamo che nell'epoca dei lumi non era solo la Francia a cacciare le balene, però diciamo, mettiamo la Francia come quella che ha sfruttato di più culturalmente il periodo, il carbone sicuramente è l'Inghilterra vittoriana, il petrolio americano e adesso siamo alle terre rare con la Cina. Ma anche le terre rare hanno la stessa logica, ci aiutano nella battaglia di mettere meno CO2 in atmosfera, ma anche il litio e tutto il resto che ci serve per i nostri telefonini, il coltan, adesso mi ricordo neanche tutti i nomi, eccetera, sono materiali che richiedono di tirare giù montagne alla fine, perché la loro concentrazione nelle rocce è piccolissima e quindi non è che possiamo appiattire tutta la terra per ottenere metalli rari che consentano questo tipo di transizione energetica. Quindi questo è un problema che quindi la transizione che stiamo facendo ci può aiutare a ritardare l'aumento di temperatura e di livello del mare e di CO2 in atmosfera, ma non è che poi non ci possa presentare il conto, ci presenterà un altro tipo di conto. E questi sono tutti i metalli che sono stati usati nel corso dei secoli, nel 1700 se ne usavano solo 3 e adesso nel 2000 vedete tutte le cose che ci servono per fare il fotovoltaico. E avviandomi alla fine e alle soluzioni, il libro di Kate Raworth, la Donut Economy, cioè l'economia della ciambella, secondo me è molto, molto bello, insomma, dà un'idea
sulla quale si può ragionare, perché questi sono i limiti, in grosso i limiti planetari di cui abbiamo parlato prima, no? Quelli che l'uomo non dovrebbe superare, non dovremmo mai andare nella zona rossa. Però noi quegli elementi li dobbiamo in qualche modo sfruttare per avere la base sociale. Noi abbiamo bisogno di consumare un po' di pianeta per avere una buona società, cioè non cadere nel buco qui dentro dove saremo in una situazione di carenza che quindi socialmente si paga, anche in termini di consenso oltretutto si paga. No? Quindi se andiamo nella zona di eccesso paga l'ambiente, nella zona di carenza paga la società, se siamo bravi stiamo nella ciambella dove c'è abbastanza cibo, abbastanza acqua, abbastanza istruzione, abbastanza benessere, bellezza condivisa, eccetera. Ovviamente il sistema capitalistico potrebbe essere selvaggio come è attualmente se fosse il capitalismo in un paese solo, come una volta si diceva del comunismo. Cioè, se il capitalismo fosse rimasto solo nello Yorkshire, in Inghilterra, è creativo, chi è capitalista, iniziativa, eccetera, prende le risorse in India, butta le scorie in Atlantico, lo fa solo lui, il resto del pianeta è in equilibrio, che problema c'è? Cioè, sto dicendo paradossalmente. Il problema è che il capitalismo come modello ha vinto. Tutti i paesi sono capitalisti, a partire dalla Cina alla Russia, al di là di dispute ideologiche, però quel meccanismo è stato scelto. Per andare a questa velocità con quel tipo di meccanismo servono 3 pianeti, perché non abbiamo le risorse sufficienti. Quindi il problema non è più ideologico di contrapposizioni tra sistemi, ma è, siamo tutti capitalisti, questo capitalismo lo dobbiamo superare, perché non ce la fa più nessuno. E quindi abbiamo anche un'eterogenesi dei fini che il riequilibrio sociale che riusciamo a fare dentro la ciambella in molti casi va a scapito dell'ambiente. E quindi spesso no, il sociale e l'ambiente vengono messi in contrapposizione, al netto che poi i 10 più ricchi del mondo hanno il 60% delle risorse, quindi hanno soldi con i quali è stato studiato che i 10 più ricchi possono spendere 1 milione a testa al giorno per 450 anni. Quindi hanno dei soldi totalmente bloccati, simbolici, perché non, cioè, sì, qualcuno manda i missili, eccetera, ma quindi abbiamo anche questo problema di accumulazione eccessiva che poi si riverbera nella mancanza di disponibilità per altri. Questo è dove siamo arrivati. E cosa possiamo fare? Una cosa che noi nella parte ricca del mondo possiamo fare è, secondo me, cambiare le abitudini alimentari. Questo è il famoso doppio triangolo che fa vedere come la mia salute è migliore se non mangio carne, mangio frutta, mangio grano, eccetera, e questo è molto minore l'impatto del pianeta. Quindi la mia salute è massima dove l'impatto sul pianeta è minimo. La mia salute è minima, adesso vado a cena con amici dopo e qualcuno firmerà la coerenza, no? Rispetto a quello, se è vero che mangio un piatto di riso integrale e basta. Però in teoria se uno mangia carne rossa tutti i giorni, come si faceva nel boom economico, insomma, la mia famiglia, sono stati gli anni dell'agio e poi se non bastava una fetta di formaggio alla fine, insomma. E questo è il massimo impatto sul pianeta e non è che faccia benissimo neanche dal punto di vista della speranza di vita. Quindi, siccome alla fine di queste conferenze qualcuno dice cosa possiamo fare, la cosa che passa sul cibo è importante anche in relazione proprio al Goal 13, perché circa 1/3 delle emissioni è legato all'agricoltura intensiva e alla zootecnia intensiva. Quindi se uno riduce e mangia la carne rossa una volta ogni tanto, quando trova quella del contadino in Slovenia, eccetera, non ha l'impatto climatico che ha mangiare carne rossa di allevamento tutti i giorni. Insomma, questo è un punto assodato. Quindi l'importanza dei goal dello sviluppo sostenibile, come diceva anche Paola prima, è questa, sono tutti goal interrelati tra di loro. Si potrebbe fare una conferenza solo su questa diapositiva, per fortuna siamo alla fine e non la faccio, però volevo dire che tra loro sono connessi nel modo che si vede in questa. Questa è una diapositiva un po' furba e non facilissima, però la voglio mettere lo stesso perché oggi si parla di
sistemi sociali e di co-sviluppo tra l'aspetto sociale e l'aspetto ecologico. Si parla di socio-ecologia, cioè le nostre scelte sociali devono tenere conto di tutta l'ecologia del sistema. Quindi si è molto evoluta la visione rispetto a decenni fa. E in pratica i Sustainable Development Goal dell'Agenda 2030 definiscono una specie di anello del circo equestre attraverso il quale noi dobbiamo passare. Cioè se noi passiamo fuori da questo anello andiamo verso una società non sostenibile e non equa nei confronti dei nostri simili e tantomeno delle altre specie che, come vi dicevo, se la passano molto male. Se passiamo dentro abbiamo la possibilità di sopravvivere noi e di far sopravvivere il pianeta. Ora, questo è un autore intelligentissimo, ma mi permetto di fargli le pulci perché c'è un errore in questa diapositiva. Ed è questo, lui dice, mostra questo mondo sostenibile ed equo come un cono che si espande. Quindi lui stesso sta forzando questo cerchio in un cerchio più grande. È come dire che ci sposta la ciambella che vedevate prima su un uso ulteriore del pianeta. Questo noi non lo possiamo fare, questo è un errore concettuale, quindi qua ho rimesso, questo cerchio è esattamente uguale a questo e noi dobbiamo fare lo sforzo di passare qui. Ma siccome lui non è uno stupido, che questo è un gruppo di premi Nobel, di persone bravissime, fanno questo allargamento perché loro stanno già lavorando al compromesso con i poteri. Siccome sono pragmatici, dico, se noi facciamo i pass d'Aran e proponiamo un tubo orizzontale nel quale si deve passare, nessun politico riesce a trovare il consenso per portare la popolazione a dire va bene, rinuncio a qualcosa. E allora preparano questo allargamento, però sappiate che è illusorio. È importante portare a ridurre, ma è anche importante farlo in tempi molto brevi. Quindi io vi do la versione drastica furlana. E sempre l'ultima, credo che sia l'ultima, è l'aspetto delle guerre e delle migrazioni che non si può non citare, insomma, perché al di là delle antipatie, delle cose, adesso non voglio parlare di politica, però non si può non riconoscere che chi migra perché non può più stare dove è adesso e non si può non riconoscere che se la Padania va a 50 gradi di temperatura, che non è da escludere, o finisce sott'acqua, anche qualcuno di noi che non vuole migranti dal sud dovrà andare in Norvegia e fare toc toc e mostrarsi coerente. Dice, ma tu non eri quello che non voleva i migranti prima. Sì, però sono cambiate le condizioni. Insomma, adesso la butto, diciamo, alla fine la butto a barzelletta, però bisogna tenere presente questi elementi, cioè la qualità dell'ambiente. Se non c'è qualità dell'ambiente è più facile avere guerre. Se si hanno guerre è più facile che la qualità dell'ambiente peggiori. Quindi sono tutti, se la qualità dell'ambiente è cattiva ci sarà meno sviluppo, se c'è troppo sviluppo la qualità dell'ambiente nello sviluppo attuale peggiora e quindi se peggiora i diritti umani saranno peggio perché saranno più sfruttati. Quindi mettere a posto tutte queste frecce in un equilibrio è tutt'altro che facile. Questo è in un libro che si intitola Effetto serra, effetto guerra di due grandi persone che sono Gramenos Mastroianni, che è del MAECI, del Ministero degli Esteri, e Pasini, che è un fisico del CNR, ed è un libro che vi consiglio, di cui mi è saltato il titolo, Effetto serra, effetto guerra. Ecco, quindi le conclusioni: l'uomo è il colpevole, l'uomo altera il sistema climatico, su questo non ci sono dubbi, avete visto quante altre cose altera. Il pericolo sono i cambiamenti di stato, molto più che gli aumenti graduali di temperatura, e l'irreversibilità. Noi oggi siamo in un momento in cui se ci fermiamo riusciamo ancora a evitare i cambiamenti irreversibili, però bisogna convincersi di questo. E alcuni effetti sono differiti. Avete visto che la Groenlandia, ho detto, è un morto che cammina, è già destabilizzata, se poi avete domande vi dico perché, ma quei 3 chilometri di ghiaccio finiranno comunque in mare, perché per fermarla dovremmo tornare indietro a una temperatura molto più bassa di quella di quando è iniziato l'impatto dell'uomo, perché c'è un'isteresi, quindi dovremmo raffreddare di 2,5 gradi, che è una cosa che non può assolutamente avvenire. E quindi quella continuerà a mettere acqua e sarà un problema per tutte le coste del mondo. E l'area mediterranea è un hotspot. E sul cosa possiamo fare e non fare, praticamente l'ho detto nelle ultime slide,
E soprattutto quest'ultimo punto, che è capire che le crescite esponenziali matematicamente non sono sostenibili a lungo. Quindi se noi cresciamo qualunque parametro secondo una legge esponenziale, a un certo punto le materie che sostengono questa crescita finiscono e dopo c'è la caduta. Quindi ci stiamo affidando a qualcosa che fisicamente non è stabile, non stiamo facendo la scommessa giusta. Ecco, fatto.
se ci sono delle domande, abbiamo ancora qualche minuto. C'è prima Paolo. Grazie al relatore che però ci ha dipinto, ci ha mostrato un quadro molto inquietante. Allora una breve mia considerazione, che siccome la memoria è labile alla mia età, la specie umana si è moltiplicata a dismisura, oltre i limiti naturali, vive troppo a lungo, scusate, e continua ad depauperare raschiando ogni risorsa all'ambiente terreno, non sempre ai fini della sopravvivenza. Sarà proprio la natura a ristabilire i propri equilibri geomorfologici e fisici, indipendentemente dalle mire presunzioni umane. Concludo con la frase: mala tempora quorunt, sed periora parator. Sì, è esattamente così. Non ho ulteriori commenti, siamo un'ottima sintesi della serata. Però bisogna anche trovare soluzioni. Sicuramente la domanda pone l'accento su un aspetto che ho trattato poco, cioè il fatto che all'inizio del Novecento eravamo un pianeta vuoto, adesso siamo un pianeta pieno, siamo 8 miliardi e rotti e stiamo crescendo. E quindi anche questo è un aspetto, perché uno dice riesco a essere equo, a impattare di meno, eccetera, ma devo distribuire su un numero maggiore di bocche da sfamare, insomma, quindi è un problema nel problema, la sovrappopolazione. La domanda è sulla popolazione. Come? Sì, la domanda mia era sulla popolazione, che siamo esplosi. Sì, e la popolazione tra l'altro pone anche tante contraddizioni, no? Perché uno dice può essere visto tra paesi ricchi e paesi poveri, no? Allora io dico, io non voglio che i paesi poveri aumentino di popolazione, ci siamo già noi, no? Adesso dico banalizzando, oppure io ho 67 anni, dico, beh, fate meno figli, no? Però io li ho fatti, ho vissuto la mia vita, sono stato contento, perché devo dire, uno fa meno figli per farmi diventare più vecchio me. Allora uno giovane potrebbe dire, a 60 anni, invece che andare in pensione, si fa l'eutanasia e facciamo sposto ai più giovani, no? E anche questa non è una soluzione, insomma. Per cui trovare un modo di non aumentare la popolazione, perché se uno dice non facciamo più figli, automaticamente la popolazione invecchia, no? E quindi riuscire a fare in un modo equo, che non sia con i 40 milioni di morti della seconda guerra mondiale o quei metodi lì, o gli 80 milioni di morti che hanno fatto i conquistadores cattolici in Centro America, quelli non sono i metodi giusti. Però il problema della popolazione è centrale, poi io non sono un esperto e mi fermo qui, ma è un problema molto recente, perché eravamo 1,5 miliardi al Concilio di Vienna 1815, quindi cioè 2 secoli fa. C'è un'alternativa reale a una società consumista? Cioè è possibile riuscire a uscire da una logica consumista che alimenta l'idea del gettare, del non aggiustare, del non recuperare e quindi del non attivare modalità anche di lavoro che siano meno impattanti? Esiste oggi, perché probabilmente potrebbe essere una delle soluzioni, ma io vedo che il consumismo avanza. Sì, diciamo che allora, le persone che vengono a una conferenza come questa, cioè in un luogo come questo, un museo che cerca una linea di comunicazione con la popolazione come questa, è una risposta già di per sé, no? Perché sicuramente diciamo, il consumismo è il problema e aver ridotto l'uomo a consumatore è sicuramente è un problema esistenziale, perché chi vive consumando non è contento, cioè non è che consumando di più aumenti il mio benessere o la mia gioia. Sfuggo alla noia per un po', ma non è che. Però
trovare un modo per ridurre l'approccio consumistico si va contro un sacco di lobby che ci vogliono consumatori. E io credo che la strada purtroppo sia una strada lenta, perché è la strada dell'educazione. Quindi ci vorrebbe una scuola di qualità e non è che la qualità si abbassa perché è basso l'impegno degli insegnanti, è basso il finanziamento all'istruzione in tutti i paesi occidentali. E quindi bisognerebbe, secondo me, ripartire da lì con l'istruzione, che è anche uno degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, in tutte le sue forme, incluso il lavoro che si fa in musei come questo. Perché se non si cambia ciò che appassiona le persone, la curiosità, l'amore per la bellezza, vedere la Wunderkammer, tutte queste robe qui, alla fine uno nel vuoto dice, beh, allora io consumo anch'io, insomma, mi prendo la mia fetta illusoria. Un'altra cosa di cui si può parlare a proposito di consumo è il turismo. Adesso nessuno viaggia più, cioè il viaggio alla Bruce Chatwin non lo fa nessuno fa il viaggio di scoperta esperienziale, vado, imparo una lingua, sto lì, trovo il tipo strano, eccetera. Si va, si mette una tacca, si fa un selfie nel posto. Ho visto le piramidi, no, di spalle perché dovevano venire inquadrate e torno via. No? Ho visto i grizzly l'altro giorno e a Natale si parla delle robe viste. Ecco, anche questo è consumismo, rivestito di una patina di c'ho l'aneddoto giusto da raccontare, faccio il figo, insomma. Quindi il consumismo non è solo mangiare 3 bistecche al giorno, insomma, è fatto di tanti fattori che sono nella nostra cultura, e quindi cambiare la cultura si parte dalla scuola, ma forse per alcune di questi salti di stato il tempo non c'è. Qualche altra curiosità? Ancora? Ho fatto una, avevo già risposto. No, volevo capire qual è l'impatto che ha la Terra vista, diciamo così, come dalla Via Lattea, no? Cioè, diciamo, noi siamo un puntino nello spazio, e che influenza hanno il spostamento, perché viaggiamo a una velocità incredibile nello spazio, e quindi ci sono altri elementi, pianeti, galassie che potrebbero influenzare il nostro pianeta, come è stato fatto nel tempo, diciamo così. Le ere glaciali sono state fatte, ma per quale motivo sono venute queste fluttuazioni